Azza, tu sei proprio un figlio in troccia, allora. Lo sai che cosa significa questa espressione? Sì che lo sai, tutti i napoletani sanno che significa questa espressione qua, ecco qua, figli in troccia. Ma tu sai anche da dove deriva? Cioè, lo sai perché si dice così? Pure questo sai? Oh, non me lo priato. E allora non te lo guardare il video, perché qua di questo si parla. Se tu già lo sai, leva mano, non perdere tempo. Va a fare qualche cosa, fate il che scienziato, va a costruire qualche astronave, che ne sai? State boh. Per la serie Il napoletano per tutti, oggi parleremo di... Ah, sei ancora qua, allora lo vuoi sapere, Delfino curioso. Pure io non lo sapevo fino a mezz'ora fa, ma mi sono informato e cerco di spiegartelo. Allora, innanzitutto, per chi non è napoletano, diciamolo, figlio in troccia significa letteralmente figlio di prostituta, figlio di una meretrice. Perché proprio letteralmente significa questo. Mentre nel resto del mondo questa è una grandissima offesa, a Napoli non è un'offesa, anzi addirittura può essere assimilata a un complimento, può essere un complimento, perché se uno a Napoli ti dice "Ah, ma tu sei proprio un figlio in troccia", allora ti sta facendo un complimento, ti sta dicendo che sei una persona sveglia, che sei una persona che sa risolvere le situazioni, una persona pratica, una persona pronta, con la capacità di problem solving, come direbbero gli inglesi. Ora, da dove deriva questo fatto di figli in trocchia? Perché in troccia? Perché in troccia è una cosa, mo tengate positivo, mo te la faccio vedere, eccola qua, vedi? In troccia deriva da antorcula, che è una parola latina che significa piccola torcia, te la zoom, così la leggi meglio. Quindi, siccome le lucciole, perché pure in italiano no, si definiscono lucciole le signore che fanno questo antico mestiere, questo mestiere più antico del mondo, utilizzavano queste antorcule, andavano in giro di notte per strada, brutto mestiere, a mare c'è la verità, mi dispiace perché spesso vengono pure sfruttati, ma vabbè non è questo il momento, ma comunque usavano queste torce, giusto? E allora figlio in trocchio significa figlio di una donna che usa l'antorcula e che quindi si suppone, essendo figlio di una donna che vive per strada, che fa questo mestiere qua, probabilmente è uno scugnizzo, anzi qualcosa di più di uno scugnizzo, perché vivendo per strada impara molto prima degli altri e molto meglio le leggi della vita spicciola, le leggi della strada e quindi sviluppa quel senso di furbizia, quella prontezza nel risolvere le situazioni tale che è un figlio in trocchio. A Napoli si dice pure, passatemi il termine, figli zoccolo, che è una specie di rafforzativo. Per esempio, in termini lavorativi, no? Si può dire, wow, quello è un figlio zoccolo a fare il suo mestiere, per esempio un idraulico, wow, quello è proprio un figlio zoccolo, cioè vuol dire che è uno molto bravo a svolgere il suo mestiere ed è anche bravo nei rapporti con la clientela, è anche bravo comunque a procurarsi altri lavori, un figlio zoccolo. Quindi a Napoli, quando ci chiamano figlio in trocchio o figlio zoccolo, generalmente lo dicono scherzosamente, noi non ci offendiamo. Questa è la spiegazione, questa è insomma l'origine della parola. Dice, ma non è cambiato niente, sai questa cosa, non è che se non eri figlio in trocchio prima non sei figlio in trocchio, manca mo. Però perlomeno quando te lo dicono, se te lo dicono, tu sai da dove deriva. State boh.